E caccia l'aggressore che col volto travisato da un casco la scorsa notte verso le 23 a Sottomarina con una violenza inaudita ha sferrato almeno 12 fendenti al volto, al collo e al capo ad una turista tedesca di 30 anni di origine polacca che era a spasso col suo cagnolino lungo viale Vittor Pisani all'angolo con via Vespucci. A salvare la donna, un primo testimone chiave, questo cittadino marocchino che nel vederla in pericolo di vita le è corso incontro insieme alla cugina, mettendo in fuga l'aggressore. Vado lui e visto lui vado un Hai orsello. visto l'aggressore col Sì, coltello? Quanto grande era questo coltello? orsello sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto un orsello. Aggressore alto e robusto, così dalla descrizione sempre del testimone di origine marocchina, che poi lo avrebbe visto fuggire in sella ad una due rote parcheggiata nella vicina via Vespucci. È apparso una moto. La vittima, ricoverata in terapia intensiva e grave ma non in pericolo di vita, era arrivata dalla Germania da poche ore per una vacanza in famiglia. Alloggiava in un B&B a pochi passi dal luogo dell'aggressione con Michael, il compagno 33enne di lei, e il figlio 13enne di lui, entrambi ancora sotto shock. Non abbiamo sentito niente, stavamo dormendo, abbiamo sentito le sirene di ambulanze e forze dell'ordine e poi siamo andati in ospedale, raccontano. È stato terribile, dicono. Terrible. Chi invece ha sentito le grida di aiuto della donna è stato il calciatore Alessandro Bellemo, venuto a trovare parte della famiglia. È stato lui, insieme al fratello Stefano, a chiamare i soccorsi, racconta quest'ultimo. E noi siamo stati lì 2 minuti perché l'ambulanza è arrivata proprio immediatamente insieme anche alle forze dell'ordine. Incredulità, sgomento e terrore qui da parte dei residenti sul luogo in cui è accaduto l'orrore, l'aggressione, all'origine della quale i carabinieri incaricati delle indagini non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto da parte di uno squilibrato. Intanto continua la caccia all'uomo che ha seminato il terrore nel cuore di Sottomarina.